Dunque Fabrizio Zabeo, ci troviamo qui in Via Altina, a pochi passi da Favaro Veneto, ecco, per quale motivo? Soprattutto diciamo ci sarebbero 4 motivi, ma iniziamo dal primo che è il nostro. Noi siamo lì allagati e noi vedere un fosso tenuto così, va bene, quasi quasi ci commuoviamo. Ecco, lo inquadriamo. Anche perché riusciamo... Tenuto perfettamente, probabilmente è il privato qui che lo tiene, anche se il fosso dovrebbe essere, va bene, provinciale. Tanto bene, perché in questo momento si può anche vedere la capienza del fosso, l'importanza del fosso. Noi stiamo chiedendo questo, diciamo, perché in Via Altinia abbiamo visto, e l'abbiamo già visto anche con riprese precedenti di 1 anno fa, 2 anni fa, dove si andava descrivendo anche un tratto che vedremo più avanti di fosso e sta scomparendo. Qui siamo in Via Altinia, è un tratto che unisce le 2 frazioni da Favaro ed Ese e vediamo già che nei vari tratti che ci sono la manutenzione dei fossi è veramente diversa da un tratto all'altro, anzi poi vedremo che praticamente sta scomparendo il fosso, pertanto l'utilità di tenere pulito un fosso così, va bene, non c'è più e poi vedremo il perché. Noi chiediamo, visto che sono già stati praticamente finanziati 2,5 milioni per fare una nuova pista ciclabile, che assieme alla pista ciclabile e secondo noi alla messa in sicurezza della strada si vada, va bene, a praticamente rivedere e rimettere in sicurezza i 2 fossi laterali alla Via Altinia, perché a nostro avviso questi 2 fossi, che tra l'altro, va bene, costeggiano il grande bosco, va bene, di Mestre, ecco, terrebbero anche in sicurezza gli animali. Già vediamo la strada molto in crisi, perché una strada diciamo di 300-400 anni fa, dove la larghezza è rimasta tale quale, e vediamo anche il traffico intenso che ha. Noi chiediamo questo e ne approfittiamo in questo momento per dire che in Comune di Venezia abbiamo un commissario, ecco, grazie alla gestione disastrosa, si può dire, di questi ultimi 40 anni, per non far differenze, va bene, e non pendere da nessuna parte. Noi diciamo, visto che in questi giorni è in discussione e probabilmente dovrà anche essere diciamo, approvata, speriamo di no, c'è un nuovo tratto della Valenari bis, dove il Comune dovrà indebitarsi con altri 17,5 milioni di euro, è una somma enorme. Noi diciamo al commissario Zappalorto, va bene, di non procedere con questa, diciamo, inutile spesa. È un doppione di strada che vorrebbero fare, programmata 20 anni fa, dove intanto si sono fatte molte altre strade che risolvono quel problema. Venga in Via Altinia, venga a vedere come siamo messi e casomai, anziché 17,5 milioni, io penso che 1/10 di quella spesa potrebbe essere investita qui, senza invece dover spendere 17,5 milioni che non ci saranno neanche i soldi per fare la manutenzione. Questo, ecco, adesso andiamo più avanti e vediamo come un'altra gestione di fosso, va bene, viene trattata, sempre parlando di fossi. Ecco, e qui siamo, diciamo, per verificare il secondo esempio di come viene mantenuto un fosso. E praticamente il fosso non c'è più. Allora abbiamo visto quel proprietario virtuoso e qui vediamo invece un altro proprietario, ma in realtà dovrebbe essere della provincia il fosso, che tra poco verrà a seminare, va bene, il Gran Turco in mezzo alla strada. E per quello allora non c'è nessuna regola. I fossi sono allo sbando di chi più diciamo interessato è ad altre cose. Ecco, pertanto noi siamo per chiedere che ci sia un regolamento
perché l'acqua nei fossi, va bene, è di tutti. Il fosso esiste perché gestisce l'acqua soprattutto quando ce n'è tanta. Noi siamo allagati di Favaro, qui siamo alle porte di Favaro in via Altinia e crediamo che il comune, la provincia e la regione faccia la sua parte per quanto riguarda i fossati, ma anche la sicurezza delle strade, come abbiamo visto. Ecco, noi terminiamo con queste immagini, anche se già 2 anni fa avevamo documentato com'era la situazione. Ecco, invariata, senza nessun rispetto. Tra poco ci troveremo con le coltivazioni fatte proprio al limite della strada. Ecco. Questo è il fosso, dovrebbe essere grande quanto quello che abbiamo visto, va bene, di quel, diciamo, proprietario davanti a quella proprietà dove viene curato benissimo. Un fosso di 2 metri per 3 metri, ed è questo che chiediamo con la pista ciclabile, un fossato che finalmente ritorni ad avere la grandezza che aveva all'origine. Sì, questo qui è un altro tratto che è a metà, va bene, tra, diciamo, siamo in via Altinia, e dove giustamente giustificherebbe la sicurezza che chiediamo noi, nel senso che qui abbiamo i 2 lati del bosco Zabber e praticamente questi 2 boschi sono uniti da questo passaggio pedonale semaforico. Qui c'era già progettata una passerella per le bici, va bene, per unire i 2 boschi, e noi chiediamo che questa venga fatta, oltre ad essere messa in sicurezza la via Altinia, sia per quanto riguarda i fossati e sia per quanto riguarda anche la strada, che è molto stretta, e questo sarebbe mettere in sicurezza anche gli animali che con i larghi fossati, va bene, resterebbero nel bosco. Pertanto con la passerella diciamo, sarebbero messe in sicurezza anche le bici e i pedoni e le automobili che si trovano improvvisamente gente a passare. Qui c'è stato anche un morto, va bene, pochi anni fa, e questo la dice. Quindi va messo in sicurezza, Fabrizio, ecco. Anche questo discorso chiediamo. Pertanto quei 17.500.000 che andrebbero utilizzati malissimo per una Valenari bis, che sarebbe un bis di tanti anni di errori, ecco, noi invece vorremmo che venga preso in esame tutta la via Altinia per rimettere in sicurezza sia il collegamento dei 2 boschi, sia i fossati, le persone, gli animali e l'ambiente.